Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo a Porto Tolle per l'inaugurazione di questo straordinario murale che vedete nelle immagini nella facciata della biblioteca comunale. Un'opera che Maddalena Laurenti, l'artista che l'ha prodotta, oggi abitante Rovigo, ha voluto dedicare alla città. Presenti, oltre agli alunni delle scuole di Porto Tolle e le loro insegnanti, i ragazzi di Un Ponte Per, centro diurno disabili gestito da Luce sul Mare, la dirigente scolastica Silvana Rinaldi e il vice sindaco nonché assessore alla cultura Silvana Mantovani. Ascoltiamo delle parole dell'artista Maddalena Laurenti, da dove nasce questa idea e come si colloca nella sua visione di arte un murale di queste dimensioni. Laurenti, vero? Maddalena Laurenti, la protagonista e l'autrice di questo bellissimo murale. Chi è Maddalena? Nasce a Porto Tolle. Mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti e attualmente studio arti visive a Bologna, in facoltà all'Unibo. E praticamente questo lavoro è una rappresentazione del mio mondo interiore e ho voluto fare questo omaggio al comune di dove sono nata. La domanda per me che sono un profano: quanto è difficile fare un murales di questo tipo? Quanto tempo ci hai messo? Ma soprattutto come cambia la prospettiva per un artista tra fare un quadro e fare una cosa così gigantesca, importante, imponente e anche molto significativa? Allora, innanzitutto viene fatta prima una bozza, un bozzetto, e i tempi di realizzazione dipendono dalle dimensioni. Io qua ci ho messo 15 giorni, con l'estate, col caldo, è stato è stato un po' faticoso, però riesco a destreggiarmi abbastanza bene perché poi attraverso comunque certi punti di riferimento riesco a riportare dalla carta, riesco a riportarlo a mano libera sulla realtà, e bisogna rapportarsi comunque con un mondo a 360 gradi perché poi è inserito in un contesto, ecco, quindi questo sicuramente bisogna un attimo indagare questa cosa. Quindi rimarrà nella storia questo murale e ci auguriamo di duri per mille anni, e quindi c'è la tua firma e questo penso ti faccia piacere. Certo, è un omaggio comunque per il mio territorio a cui sono molto legata e spero anche che nascano futuri artisti e che si porti avanti la cultura, che sia un punto di ritrovo e di collegamento, essendo comunque la biblioteca di Porto Tolle molto importante per la cultura di tutto il territorio, ecco, un tributo a questo, alla cultura. Anche tu fai parte dei Cervelli in Fuga, nonostante sei abbastanza vicino, abiti a Rovigo, però ritornerai qua. Io ritorno qua, chi lo sa, no? Questo non si può mai sapere, comunque sono legata a questo territorio, fa parte comunque del mio immaginario in ogni caso, e anche nella pittura comunque è espresso una certa tecnica, un certo dialogo interiore con il territorio, quindi fa sempre parte di noi, Delta del Po, fa parte di me.